americano di formazione cestistica. Ora Della Valle sfrutta il blocco di Burns, lo short roll di Burns che poi riapre benissimo per Parrillo, Fili per terra da 3 punti, la bomba di Sasà Parrillo, 5-0 Germani Brescia, e sono già 5 i punti di Amedeo Della Valle, che ha iniziato con il piglio non giusto di più. Ora Kwonu va benissimo col penetra scarica in angolo, arriva la replica di Tre Stinkle. Brescia ha il doppio dell'energia in questo inizio. Della Valle palleggia, arresto, tiro! Della Valle è caldo, davvero come una stufa. Gabriel non se la sente di sparare, allora vuole attaccare Mitrulong, palleggio, arresto e tripla sbagliata. Poi Della Valle con spazio, ancora è un rigore senza portiere per Amedeo Della Valle. Brescia scappa via sul 21-5 anche del Panathinaikos, tra le altre va a segnare il più 19, 31-12. Qui Poeta alza per Di Me, questa volta la Liup è perfetto, al bacio l'assist di Poeta. Ora Della Valle in palleggio, aspetta il blocco di Michael Cobbins, va dall'altra parte per la Quintana, non si chiude il triangolo. Della Valle attacca a sua volta, evita Di Me e va ad appoggiare scucchiaiando di mano destra. Davvero Cremona non riesce ad entrarci in questa partita, sta provando insomma a forzare, ad accelerare un po', mentre qui grande scambio tra Cobbins e Della Valle. Cobbins fa saltare anche Kwonu, appoggia al tabellone, provare a mettere qualche sassolino nell'ingranaggio finora perfetto della Germani. Si è tornati a giocare in questo secondo quarto. Lee Moore alza per Michael Cobbins, non c'è reazione della difesa cremonese. Per Brescia Kwonu per Poeta tiene vivo il palleggio, gioca 2 con Tinkle, poi attacca lui. La solita scucchiaiata, è buono il canestro e quindi Poeta andrà in lunetta con il libero aggiuntivo. Qui Jalen Harris scambia con Di Me, il gioca 2 ma la difesa è lì che lo aspetta. Harris deve forzare, questo è un canestro questa sua stagione cremonese, però le doti insomma non mancano a Jalen Harris. Qui intanto Gabriel perso totalmente nell'angolo, piovono triple e non smette di piovere. Una delle specialità della casa, ovviamente la stoppata del nativo di Dakar in Senegal. Qui Della Valle con l'assist ancora per Gabriel, che ormai è in un'altra dimensione, e ovviamente gli avversari trovano un tiro molto semplice. Qui Harris va dentro, dicevo, il talento è proprio l'ultima cosa che manca a Jalen Harris per il classico pick and roll. Alla fine la palla riesce ad arrivare al numero 3 che butta fuori per Pecchia, tiro da 3 punti, va dentro Pecchia, seconda tripla in fila, arriva a 45 Cremona. Di Mitrulong che dopo le 2 triple del primo quarto diciamo è un po' sparito. Dall'altra parte Harris palleggia, arresto, tiro da 3 punti, bomba del meno 18, time out nuovo. Mentre qui intanto l'alzata di Mitrulong per la schiacciata di Michael Cobbins. Mitrulong vediamo se va comunque a tirare in chiave doppio confronto, prova ad andare dentro, scarica per David Moss che prende il tiro da 3 punti, lo segna, la 14ª tripla. Il punteggio finale è 86-73 per la Germani Brescia.